Dopo il minuto di raccoglimento si può partire. Ciampino per raggiungere la quota salvezza, Castello per ottenere la sua prima vittoria in campionato e rilanciarsi verso la salvezza. Rimessa laterale a favore dei gialloblu di casa, va sulla palla Mattarocci, mette in mezzo lo schema e Dall'Onder alla prima virazione il Ciampino è in vantaggio. Alexandre Dall'Onder fa 16 gol in campionato, Ciampino ne muove 1, Castello 0. È tutto pronto per il calcio di rigore, c'è Miglioranza sul dischetto dei 6 metri, pronto a battere Giannone per il probabile pareggio da parte del Castello. Miglioranza dal dischetto, parte Miglioranza, mette al lato, non cambia il risultato a Ciampino, sempre in vantaggio la squadra aeroportuale per 1-0, fallito il calcio di rigore da parte di Miglioranza, palla al lato. C'è Dall'Onder sul pallone per il calcio di punizione per il Ciampino. Dall'Onder appoggia Papù, ribattuta ma recupera Mattarocci, appoggia ancora Dall'Onder, Dall'Onder mette dietro Mattarocci, 2-0 Ciampino, 2-0 Mattarocci verso il pubblico aeroportuale. Il Ciampino è raddoppiato, Ciampino cinico, Castello che dopo aver fallito il calcio di rigore adesso si ritrova sotto 2-0. Rimessa laterale battuta velocemente da Miglioranza, Sanchez, la palla finisce a Sanchez che batte Giannone, torna in partita il Castello, Ciampino 2, Castello 1. Dopo aver fallito la prima conclusione a 10 metri, ancora Dall'Onder che si prepara al tiro da dischetto, tiro di Dall'Onder, questa volta fa centro e il Ciampino si porta sul 3-1, proprio a ridosso della fine della prima frazione di gioco. Dall'Onder fa 17 reti in campionato, Ciampino 3, Castello 1. Non c'è fallo secondo il direttore di gara, allora Dall'Onder riparte per Mattarocci, Mattarocci si fa tutta la fascia, mette dentro Papù, tutto solo Papù, 4-1 Ciampino. Il Ciampino è a un passo dal successo, 3 gol di vantaggio adesso a favore della formazione aeroportuale. E allora ecco Lemma che appoggia Lunardi, Lunardi ancora per Dall'Onder, Dall'Onder per Lunardi, Dielvie, Lemma ancora, riesce a far passare la palla, se ne va Lunardi, Lunardi se ne va, Lunardi, gran conclusione di Lunardi e gol! Quinto gol del Ciampino, il Ciampino mette la gara in ghiaccio, gioia anche per Lunardi, 5-1 e gara in ghiaccio per gli aeroportuali. Adesso gioca con il portiere di movimento il Castello e rischia il tutto per tutto. Ecco la palla che viene messa in mezzo, recuperata Giannone che prova direttamente alla porta e trova la rete. Giannone, l'estremo difensore del Ciampino, firma la sua rete personale. 6-1 Ciampino dalla distanza. Giannone trova anche la gloria personale. 6-1.
Miglioranza fa scorrere la palla, rimessa laterale, adesso è proprio lo stesso giocatore a mettere in mezzo e arriva il gol del Castello, la conclusione di Drago e poi è Rovibi a trovare la rete del 6-2 che permette al Castello di ridurre le distanze. Ciampino Anni Nuovi 6, Castello 2, quando manca pochissimo alla fine del match. Parte il match, ecco Lunardi che manovra con De Vincenzo, ancora De Vincenzo che appoggia, Lunardi serve, Papù mette De Vincenzo tutto solo, nemmeno il tempo di esultare per il Castello che diventano nuovamente 5 le distanze. De Vincenzo 7-2 per il Ciampino Anni Nuovi. Il Castello alza bandiera bianca e cede i 3 punti in palio con onore al Ciampino Anni Nuovi. Finisce qui il confronto del Pala Tarquini. Ciampino Anni Nuovi batte Castello 7-2, Ciampino che fa 3 punti verso l'obiettivo salvezza. Siamo in compagnia di Stefano Terlizzi, oggi a rientro ed è arrivata una importante vittoria che sono 3 punti fondamentali per il vostro traguardo, la salvezza. Sì, diciamo una partita messa subito bene, anche se all'inizio ci hanno messo in difficoltà loro, sono una buona squadra, hanno solo 3 punti ma comunque mi hanno fatto un'ottima impressione, noi bene, inizialmente un po' contratti, poi dopo siamo andati molto bene e abbiamo vinto in shortezza, diciamo, punti fondamentali perché alla fine ci avviciniamo al nostro obiettivo che è la salvezza e piano piano stiamo costruendo e ce lo meritiamo, diciamo. Senti Stefano, adesso il campionato, l'obiettivo iniziale era la salvezza, ma potete guardare oltre oppure dovete mantenere l'obiettivo di inizio stagione? Noi l'obiettivo è saldo e la salvezza, poi raggiungiamola, poi vediamo, questo è un campionato difficile, pure oggi una partita, sì è vero abbiamo vinto con punteggio largo, però poi alla fine loro hanno 3 punti ma ci hanno messo in difficoltà, quindi arriviamo alla salvezza e poi vediamo, l'arco tra playoff e salvezza è poco, quindi vediamo, vai, comunque la squadra bene e siamo soddisfatti. Senti, parliamo di te, sei rientrato dopo un lungo infortunio, come sono le tue condizioni fisiche? Allora io bene, sono tornato, non ho avuto problemi, certo devo riprendere un pochino la forma fisica, però sono soddisfatto, il mister mi ha dato un po' di minutaggio, devo riprendere la forma, però sono contento di aver dato quel minimo apporto alla squadra e poter vincere oggi. Grazie e complimenti. Grazie a voi. Siamo in compagnia di Giorgio Begnardi, il Castello esce da Ciampino ancora una volta con una sconfitta, l'ennesima stagionale, però la prestazione specialmente nel primo tempo c'è stata. Purtroppo è il leitmotiv della stagione, facciamo delle buone prestazioni e poi alla fine non portiamo a casa punti. Ormai la mia paura è che ci stiamo abituando anche a perdere, la cosa spiace, però oggi non per aggiungere delle giustificazioni, ma 2 ragazzi si sono fatti male durante il riscaldamento, ho fatto 20 secondi di partita, il portiere si è fatto male nella prima frazione, quindi già la rosa corta abbiamo dovuto fare di necessità virtù e il risultato parla chiaro. Senti, però specialmente nel primo tempo quel rigore fallito grida ancora vendetta e soprattutto tante occasioni fallite che potevano comunque mettere la gara in un altro verso. Sì, purtroppo sì, ripeto, è tutto l'anno che succede questo, a questo punto comincio a pensare che sia non possiamo solo attaccarci alla sfortuna, purtroppo sbagliamo troppo e questa categoria non consente di sbagliare così tanto e la classifica parla chiaro, insomma. Senti, ma siete lontanissimi dalla zona play-out? Ci credete ancora a questa salvezza oppure stiate perdendo noi la speranza? Assolutamente andiamo a giocare tutte le partite cercando di fare un risultato positivo, lo dobbiamo ai nostri sponsor che ci permettono di fare questo campionato e finché la matematica non ci condanna teniamo la testa concentrata sull'obiettivo che è la salvezza. Non possiamo che promettere questo ai nostri sponsor perché ci stanno dando una mano e noi non possiamo darci per vinti
già da ora. Lotteremo finché c'è un briciolo di speranza, noi venderemo cara la pelle. Grazie e complimenti. Grazie a voi.